Giochiamocela con calma. Il primo gol di Hamsik in questa stagione era scritto nel destino, era scritto nei numeri. Alla terza giornata del primo campionato di Serie A del Napoli, Hamsik segnò il primo gol contro la Sampdoria proprio alla terza giornata al San Paolo, e l'anno scorso alla terza giornata qui a Genova fu sempre lui a segnare. Vediamo Campagnaro, avvia l'azione personale, prova a servire Dossena ma non raggiunge il palo. Rimessa con le mani a favore della squadra allenata da Di Carlo. Napoli che gioca, lo fa con decisione, scatta ancora il Pocio Lavizzi, ancora il Pocio, ma sul fondo il traversone.